Una lunga fila di graziose casette in legno fa capire che qui i padroni di casa sono gli uccelli. Ci troviamo nell'Oasi Lipu Cave di Gaggio Nord, in provincia di Venezia, una piccola zona umida che si è sviluppata sui luoghi delle escavazioni di argilla. L'Oasi di Gaggio è un prezioso scrigno di biodiversità immerso in un contesto di agricoltura intensiva e di insediamenti urbani. Quest'area è gestita dalla Lipu circa dal 1985, è un'area di 36 ettari di ex cave d'argilla rinaturalizzate. Ecco, di fronte qua, tutta questa zona qua di arbusti attorno alla vasche, questa è la garzaia che nel periodo appunto di nidificazione da fine febbraio in poi si anima, diciamo, di specie, l'airone cenerino, la garzetta, l'airone guardabuoi, abbiamo poi la sgarza ciuffetto e una specie importante che è il marangone minore con numeri abbastanza alti. Ecco, e questa nidificazione da febbraio a giugno più o meno si possono osservare appunto queste specie che nidificano in questa oasi. In particolare ogni tanto c'è qualche specie accidentale che passa di passaggio, però nel periodo diciamo invernale abbiamo gli svernanti, le anatre perché questa teniamo presente che è una zona di passaggio, di transito tra diciamo il nord e le specie che si muovono appunto quando viene il freddo e vanno verso la laguna e magari fanno sosta qui, che abbiamo le azzavole, abbiamo i moriglioni, abbiamo i mestoloni, tutte le specie più o meno, insomma diverse specie di anatre, ecco. Tra gli uccelli che vivono nell'Oasi troviamo la ghiandaia, col suo bel piumaggio colorato anche di azzurro. Ghiandaia è una specie negli ultimi anni anche abbastanza abbondante, in aumento in questa realtà, ma penso un po' in tutta la pianura, ecco. È una specie che appunto frequenta e si ciba dei frutti della farnia, della quercia, delle ghiande, in poche parole. Vicino alle piante di cardo è facile incontrare il cardellino dalla tipica mascherina rossa. È una specie che si ciba del cardo, come vede qua, quando i frutti sono secchi, qui specialmente sull'argine dello Zero, fiume Zero, che delimita il confine dell'Oasi praticamente. Anche il picchio, dal becco forte e acuminato, è di casa Gaggio. È un buco che è stato sicuramente adoperato come nido per un picchio rosso o per un picchio verde. Quest'area che stiamo osservando adesso davanti a noi è l'area più importante, diciamo così, dell'Oasi riserva Cave di Gaggio. Importante perché? Perché è zona di nidificazione dell'airone rosso. L'airone rosso arriva qui dall'Africa verso i primi giorni di aprile. Rimane qui, cova, fa le sue covate e poi verso la fine di agosto, inizi di settembre, se ne riparte e ritorna in Africa. Nidifica proprio lì in mezzo al canetto dove adesso noi non vediamo, no? E è una cosa molto difficile da vedere e da contare quanti nidi ci sono. E la cosa, diciamo così, è facilitata un attimo da appena arrivano, che coi binocoli li monitoriamo e controlliamo dove le varie coppie si buttano giù nel canetto. Questa è una delle mangiatoie che sono un po' sparse nell'Oasi, dove nei periodi freddi, dove gli uccelli non trovano, hanno difficoltà a trovare il cibo, noi mettiamo qua del mangime in modo che possano, insomma, trovare da mangiare qualcosa. Come piante, come flora abbiamo la tipica flora di cava, piante di cava, abbiamo una buona parte di canneto, abbiamo il piopo bianco, il piopo nero lontano, il carpino, tutte queste specie, insomma un rovo un po' dappertutto. Come si può vedere, questa è una rosa canina, ecco queste spine qua. Adesso naturalmente in inverno non si vede niente, ma d'estate ha un fiore bellissimo.
Quest'area che vediamo è in preparazione per la piantumazione di varie piante, sono circa oltre 2000 piante che stiamo ricreando un boschetto che viene finanziato dal colorificio San Marco. Questo sentiero che stiamo percorrendo adesso è stato finanziato dalle acque risorgive, è un sentiero per diversamente abili, ossia nel terreno sono state messe giù delle piastre del ghiaino in modo che anche con la carrozzina un diversamente abile lo possa percorrere. L'Oasi di Gaggio, frazione del comune di Marcon, è il paradiso dei fotografi. Il birdwatching richiama moltissimi appassionati che passano ore e ore appostati nelle torrette di osservazione, aspettando il volo maestoso di un airone o il frullo leggero di una cinciarella. Mi piace la natura e quando ho qualche ora di tempo e la possibilità vengo qui all'Oasi di Gaggio, dove trovo un ambiente naturale, trovo tantissimi volatili, ci sono anche altri animali, per cui è una forma di caccia assolutamente naturalistica. Si passano 2, 3, 4, 5 ore rilassandosi e si respira un'aria salutare. Qui nell'Oasi oggi ho fotografato degli aironi cenerini, ho fotografato un picchio rosso, ho fotografato diversi uccelli palustri come alzaole, svassi, ci sono tantissimi tipi di animali e di uccelli, per cui c'è solamente da cercare, da stare attenti, da muoversi piano, da osservare e rilassarsi. La fotografia serve a fermare questi momenti della natura. La natura è bella di per sé, per cui non è che abbia bisogno della fotografia. Con la fotografia si riescono a fermare, si possono anche divulgare, oltre ad avere la passione appunto per queste immagini che rimangono poi nel tempo. Attualmente l'Oasi di Gaggio è inserita nella rete Natura 2000 e quindi protetta dalla legislazione italiana ed europea, ma a breve diventerà riserva regionale. L'Oasi, in occasione del 50° anno della LIPU, della fondazione della LIPU, e in occasione del 30° anno, diciamo così, della costituzione dell'Oasi Cavi di Gaggio, no? C'è questo importante passaggio che l'Oasi Cavi di Gaggio diventerà riserva regionale. Questo fa sì che oltre ad avere naturalmente tutti quanti i vincoli che già ha un'Oasi, no? Una riserva aumenta notevolmente, diciamo così, le sue potenzialità di recupero, quindi è un'area che sicuramente non verrà adibita ad altro che non sia diciamo così, la salvaguardia della fauna. La collocazione dell'Oasi vicina alle aree urbane la rende meta privilegiata per tante scolaresche veneziane, un lavoro impegnativo ma gratificante per i volontari che tutti i giorni la curano con dedizione. Nel periodo primaverile estivo, cioè nel periodo diciamo che sono aperte le scuole, abbiamo delle visite di scolaresche qua dove facciamo vedere i percorsi, spieghiamo un attimo come è fatta l'Oasi, cosa si può vedere eccetera. Ci sono delle classi che vengono delle scuole qui di Marcon, di Mestre, e come affluenza di persone abbiamo circa 2.000-2.500 persone all'anno che grosso modo frequentano insomma l'Oasi, ecco. E speriamo che aumentino anche, ecco. Qui siamo in presenza di uno stagno didattico dove durante il periodo primaverile soprattutto si possono osservare gli abitanti dello stagno, naturalmente le rane, i girini, e c'è questo ambiente. Di solito quando arrivano le scolaresche si mettono qua, i bambini si siedono qua e noi spieghiamo lo stagno. Personalmente è una soddisfazione molto grande perché io parlo anche per me, perché amo l'ambiente e vedere insomma che
riusciamo a proteggerlo, riusciamo a tenerlo, a proteggere queste specie. Teniamo presente che qui siamo in una zona appena fuori dalla città, diciamo, abbiamo l'autostrada, abbiamo la ferrovia dall'altra parte e siamo in mezzo in questo scrigno così, riuscire comunque a mantenere delle specie che ormai si sono stabilizzate, diciamo, continuano a venire a nidificare, qui è molto gratificante, ecco. Cerchiamo di fare il possibile, siamo dei volontari appassionati di natura prima di tutto. Il percorso di visita ad anello di oltre 2 chilometri permette di scoprire paesaggi meravigliosi, animali rari, piante selvatiche, una natura straordinaria che cambia continuamente e che non smette di stupire noi umani che la osserviamo.